Allora, l'associazione nasce nel 2002, è stata fondata dal dottor Mario Parma, che ne è stato presidente fino purtroppo alla sua scomparsa un paio d'anni fa. Lui era il sindaco di Cornate d'Adda e Cornate d'Adda è stato il primo comune certificato italiano. E da lì Mario Parma, grazie anche alle sue conoscenze, è riuscito a coinvolgere altri comuni ed è stata fondata appunto l'associazione Qualità Comuni. Dopo Cornate ci sono stati ovviamente altri comuni certificati e lo scopo dell'associazione è appunto quella sì di raggruppare i comuni, di unire i comuni già certificati, ma soprattutto di diffondere la cultura della certificazione, cioè far comprendere l'importanza non tanto della certificazione in quanto tale, in quanto fine a se stessa, perché ha detto giustamente Soldà, anche nelle aziende purtroppo spesso la certificazione è recepita solamente come un mero adempimento burocratico, ma far comprendere che la qualità in quanto tale è un sistema organizzativo che può essere benissimo adottato anche all'interno degli enti pubblici, perché grazie a questo modo d'operare il sistema praticamente cammina come un organismo ben oliato, ben ingranato, perché tutti i passaggi praticamente sono già predefiniti e organizzati. Certo, all'inizio bisogna un po' farci la mano e comprendere, coinvolgere soprattutto il personale dipendente che si deve adeguare e abituare a usare certi modelli di comportamento e sapere che bisogna seguire determinate regole. Ma vi garantisco che dopo insomma un po' che si pratica questa, la qualità, io sono stato sindaco per 10 anni di Corazzata dopo Mario Parma, e da noi appunto che ormai siamo certificati 18 anni, oramai la routine, cioè nessuno più segue le regole per la certificazione, ma perché si sono dati gli stessi dipendenti oramai delle regole, cioè nel rispetto dei tempi, nei sistemi di organizzazione, nei modelli di organizzazione, e tutto questo per che cosa alla fine? Soprattutto non solo per migliorare il lavoro del dipendente, ma per dare un servizio migliore al cittadino, perché se la qualità non confluisce in un servizio migliore al cittadino, va da sé che diventerebbe inutile. Adesso poi il Moreno Botti, che oltre a essere sindaco di Loro Ciuferna è anche membro del consiglio direttivo dell'associazione, magari interrà più nel dettaglio cosa significa comportarsi seguendo le regole della qualità. Però ribadisco, cioè soprattutto ad esempio in questo momento in cui i dipendenti comunali sono a casa in smart working e molti comuni se non sono chiusi ma quasi completamente, chi ha adottato la qualità tipo il nostro comune è sicuramente avvantaggiato perché ha già dei modelli di comportamento cui si deve tenere pur lavorando da casa, per cui il lavoro è facilmente misurabile, no? Da parte dei loro responsabili e da parte anche dei cittadini. E voglio far presente anche un'altra cosa, Soldà ha ricordato che dal 2021 praticamente bisognerà passare tutti alla digitalizzazione. Devo dire che il mio comune c'è già passato da almeno 2, 3, 4, 5 anni forse. E questo grazie anche alla qualità. Noi ormai abbiamo tutto, dal pago PA, cioè la carta praticamente non dico che non esiste più, ma la posta, ad esempio, classica, io da sindaco non la vedevo più da 3 o 4 anni perché è tutto informatizzato, cioè oramai da noi è tutto già digitalizzato. Tant'è che adesso c'è un bando, che adesso, per chi non lo sa, a cui i comuni possono partecipare, noi parteciperemo, ma per cose già fatte, cioè, perché siamo stati avvantaggiati, perché insomma, chi è certificato è un passo avanti, cioè questo insomma, bisogna dirlo, è un passo avanti perché altri
che spesso ci contattano noi come comuni, come amministratori, io adesso sono ancora assessore, cioè per chiederci informazioni, per chiederci come fare, per chiederci come comportarsi in determinate situazioni, perché altrimenti si perde del tempo, perché anche questo è uno degli scopi della qualità, non perdere tempo in cose inutili, ma concentrarsi sulle cose che veramente servono per arrivare a dare il giusto servizio al cittadino.